Allora, facciamo un po' di chiarezza sui filler. Cosa sono i filler? Sono tendenzialmente prodotti a base di acido ialuronico che è di origine batterica, quindi assolutamente compatibile con il nostro organismo, però è reticolato. Cosa significa? Che quelle molecole di acido ialuronico sono state legate tra di loro con la lavorazione che noi chiamiamo reticolazione, che impedisce il rapido assorbimento. Quindi quando venite da me e mi dite ho fatto di acido ialuronico, io automaticamente chiedo che tipo di acido ialuronico, cross-linkato oppure lineare, perché se stiamo parlando di lineare è una cosa, se stiamo parlando di acido ialuronico reticolato oppure cross-linkato diventa un filler. È importantissimo sapere queste cose perché voi primi dovete sapere che trattamenti fate.